Ciano, cioè ma secondo me il calcio è molto più quadrato, diciamo, di come sembra, quindi credo che alla fine Juan Jesus giocherà lui, Sì. anche perché è molto più fisico e contro il Real, diciamo, serve fisicità. Ostigard con Nathan, Ostigard, Rachmani è un'altra ipotesi. Che è anche un'altra ipotesi. Vabbè, diciamo sempre durante Potrebbe starci, sì. diciamo sempre durante il campionato, testa al campionato, domani c'è Real Madrid, testa Real Madrid, perché speriamo di non arrivare, cioè di non fare un pareggio, uno 0-0 deludente, ma speriamo di vedere una partita comunque emozionante come è stata quella dell'andata, molto bella. Assolutamente, può essere. Io per esempio la lettura che ha, come ti chiami? Luigi. Quella che un po' ieri diceva al nostro Riccardo Nicotra, che sta oggi alle spalle della telecamera, però ha lavorato tanto, se lo merita. E questa non è un'ipotesi malvagia. Io avevo addirittura pensato, tu giochi sia con Juan Jesus che con Nathan, Rachmani e Di Lorenzo, che in corsa può diventare sia a 3 che a 4, quando è a 4 in base a come si mette Real Madrid, perché attualmente non sappiamo chi gioca, dovrebbe essere Ceballos, Valverde e centrale Cross, perché non hanno nessun altro. Nathan al Red Bull Bragantino l'ha fatto, chiaramente ha più partite Juan Jesus da terzino che Nathan, da capire davanti o Bellingham, Brahim, Rodrigo, e già così diventano due da prendere, perché sia Brahim che Rodrigo vengono sull'esterno, vengono dentro, e quindi diventa complicato. Se magari non gioca Brahim ma gioca Bellingham davanti, non lo so, da capire la formazione, perché anche i colleghi spagnoli avevano qualche dubbio. Tu magari se schieri sia Nathan che Juan Jesus puoi pensare che a gara in corso, in base all'avversario, decidi chi dei due fa il terzino e chi il centro-sinistra. È un'idea. L'altra poteva essere Ostigard Rachmani, però perdi effettivamente in velocità. È una coppia che non ha fatto benissimo quando ha giocato insieme con Nathan terzino. Anche un po' di fiducia. Però hanno delle caratteristiche entrambi che non si sposano benissimo, e soprattutto giochi contro Bellingham, Rodrigo, Brahim, Ceballos, Valverde, tutti che si inseriscono. Sei in un momento in cui devi prendere un attimo un po' di fiducia, cioè se rischi troppo imbarcata contro il Real, anche rischi Per troppo. l'umore può diventare difficile, però dopo che abbiamo giocato con Dossino non ci preoccupa più nulla. Domani abbiamo Juan Jesus, va bene così. sì, anche che cosa vinni. Assolutamente. Chiudiamo questo giro sul terzino, poi un tema me l'ha dato Ciro, perché dopo ho una domanda per voi, poi Michele, no, pensavo che aveva detto che lui non voleva, però vuole. È un poco scornoso, però. Vengo bene. Allora, guarda, per quanto riguarda il terzino, io invece sono completamente d'accordo con Ciro. Per me Zanoli, io credo che sia fortissimo quel ragazzo, ho tanta fiducia in quel ragazzo e spero che prima o poi abbia il suo momento, abbia la sua opportunità, e credo che domani possa essere una partita per lui, e sono d'accordo con Checco, meglio spostare Di Lorenzo sulla sinistra, che comunque è il capitano e ha tanta esperienza sulle spalle, sì, e dare fiducia a questo ragazzo suo ruolo, senza rischiare troppo, perché per me ne merita tanta di fiducia, perché sono convinto che quel ragazzo sia assolutamente forte. Il problema è che avanti ha un mostro come Di Lorenzo, che non si può spodestare, che le gioca tutte e non si stanca mai. È troppo forte. A questo punto approfitto di te anche per sapere se eri qui o se eri a Napoli per lo scudetto, e poi magari anche un parere sul terzino, perché prima non te l'ho chiesto. No, ma te l'ho chiesto io, e grazie. Grazie che non mi hai dato la parola prima, però sto subendo pressione sociale da questo lato del tavolo. Ho visto. Sì, comunque mi chiamo sei Michele. Sei Zanoli della comunità. No, in realtà sono lotti di coppia, non sono Zanoli, però sono delle new entry del club. Sì, mi chiamo Michele, comunque. No, lo scudetto l'ho vissuto a Napoli, cioè in realtà dovevo stare qui, però ho fatto di tutto per tornare a Napoli, per vederlo con i miei cugini, la famiglia, per festeggiare insieme a loro, proprio perché prima volta, un'emozione unica. Sì, assolutamente. Volevo stare a casa e passarlo con i miei familiari quel giorno, quelle feste lì. Per quanto riguarda Zanoli, cioè il terzino, sì, sono d'accordissimo con Giuseppe, io farei giocare Di Lorenzo a sinistra e Zanoli a destra. Pure perché tra Brahim e Rodrigo penso che sia più difficile marcare Rodrigo in questo momento, e quindi metterei Di Lorenzo su di lui sulla sinistra a dare supporto pure a Kvara, anche se perdi un po' Kvara che entra dentro in quel caso, perché metteresti Lorenzo che
fa il terzino che entra dentro, quindi rimetteresti di nuovo qua là sull'esterno un po' come ha fatto Garcia, che sta un po' là da solo, non ci piace. Sì. Però sì, il Zanoli ha bisogno di fiducia, è il momento giusto. Con Madrid nessuno si aspetta di vincere sta partita, quindi sì, proviamolo. La partita importante è quella con l'Inter, là vogliamo vincere, quindi là se abbiamo Zanoli in gamba, Juan Jesus sì, vabbè, mettiamo le pezze per mettere le pezze, ma Simpatico. Juan Jesus sì, può fare Batman, cioè può fare queste cose. Ha preso un po' io quello che dico, no? Voi prendetemi insomma con le pinze, perché poi io ci lavoro, quindi ho un'altra prospettiva. Ha preso un po' il ruolo di Mertens, cioè quello che un po' sa come prendere il tifoso napoletano, diciamo così. Sì. Tra l'altro ha fatto venire in mente una cosa, lungi da me fare pubblicità al Napoli, non ne hanno bisogno, però secondo me quando uscirà, e a breve uscirà, quel film sullo scudetto, io penso che noi non è che piangiamo, impazziamo, perché vedremo dall'interno come loro l'hanno vissuto. Sarà qualcosa di... Che è una cosa che ha menzionato prima Zara alla sua prima conferenza Sì, stampa, sì. che lui l'ha visto, uno spezzone, c'è rimasto- noi ancora noi stiamo là che... Il film l'ha fatto Aurelio De Laurentiis. Sì, assolutamente. Vabbè, Però no, infatti è una cosa, diciamo, sento una certa vena polemica in quello che dice. No, andiamo tutti a vedere il film. Andiamo. Che al cinema? Sì, No, di solito io credo piattaforma, forse c'è il cinema qualche Vabbè, giorno. evito il commento napoletano. Forse lo fa uscire a Natale come cinepanettone. Allora, prima Ciro ha fatto venire in mente un tema, l'ultimo, poi vi faccio giusto un giro perché non siete scaramantici, non siete più napoletani, quindi un pronostico per domani me lo lasciate. Mi ha fatto venire in mente il tema portiere, perché oggi Mazzarri un po' mi ha sorpreso. Ha detto il Napoli ha sempre avuto il portiere titolare. Gollini è vero, ha fatto bene con l'Atalanta, ma probabilmente sarà il portiere di coppe. Meret è il portiere titolare, non dimentico quello che il Napoli ha fatto l'anno scorso e quindi c'è una gerarchia. D'accordo, non d'accordo? Assolutamente. Ci parlato. Vai. Perché tu ce l'hai un po' critica verso me. No, guarda, allora io vado pazzo per Meret. Però sono Addirittura. sono stracritico nei suoi confronti, perché è fortissimo tra i pali. Io sono vecchia scuola, per me il portiere deve parare, Ok. cioè chi deve giocare coi piedi sono gli altri giocatori, pur tirare da parare. Questo ragazzo è stato massacrato da chiunque, e anche da me, io sono il primo che si mette in prima linea, perché sì, assolutamente, però per me è fortissimo, quindi è giusto che Mazzarri abbia fatto la scelta che se il primo deve essere Meret e gioca lui. Nelle coppe Gollini. Non l'ha visto troppo poco secondo te per decidere le gerarchie? Ah, per come ha parlato Mazzarri pare che si è visto solo Napoli. quindi non saprei. Poi probabilmente l'avrà visto poco, però cioè, io penso che soprattutto chi lo vive il calcio penso di basti 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora per capire se un giocatore vale o meno. Quindi per me Meret tutta la vita. Poi se mi piglia una cosa, mi chiamo Courtois. Meglio, allora si cambia. Tanta fiducia al portiere campione d'Italia, quindi tanta fiducia a lui. Ci sta. Sono d'accordo, anche perché tra l'altro il portiere ha bisogno di continuità. Questa precarietà del portiere, che magari aver paura di fare un errore per poi sedersi in panchina 4 partite, non dà fiducia, quindi Però devo dire, bisogna uno avere dei gerarchia. pregi di Meret è non se n'è mai fregato. Questo è vero, però l'anno scorso non aveva questa cosa di forse non gioco, come si sta parlando adesso. Il portiere, come quando c'era Ospina. Quel ballottaggio. Sì. Esatto, quel ballottaggio non fa mai, credo, bene a un portiere. No, Il portiere assolutamente deve no. avere certezza di difendere la porta di una squadra e ci devono essere gerarchie in porta. Anche secondo me piena fiducia a Meret, perché ne ha superate già tante e lo scorso anno ha vinto lo scudetto, quindi merita la fiducia, è lui il numero 1. E poi Gollini già fa il cantante, quindi voglio dire, Il rapper, quindi va bene. Ci riparto da te. Perché credo che Io anche ho tanta fiducia in Meret perché ce l'ho anche al fantacalcio. Noi ce l'ho entrambi. No, io solo uno, perché uno ha fatto un poco... Si è preso con lì, doveva fare il furbo. Adesso gli rimane sullo stomaco. Non so, qualcuno ha un parere diverso su Meret? No, mi sembra. Non si tocca. Perché sono campioni d'Italia. Questo è il loro grande alibi.
Forse un po' sì. Un po' troppo. Ce l'hanno. Un po' ce l'hanno. Parto da te, pronostico domani secco, marcatori, poi se chi indovina, non so, vince Inter Napoli gratis al Cardinale. Se lo vinci tu, che succede? Infatti. No, sì, nulla. Pagate tutti il doppio. Ah, bello. Napoli 4-0. Napoli-Inter, tra l'altro, Inter-Napoli. 7-0 Napoli. Era Napoli-Inter, tra l'altro. 0-1 Rachmani. 0-1 Rachmani, quasi l'ha sognato stanotte. Mamma mia. 1-2 Valverde, Quicia, Kvaratskhelia e Zielinski. Zielo che male è partito l'altro giorno, ma Vitto, andiamo di qua? No, ci sono già. Sono io che non c'ero. Non mi vedi. Per me Sono stanco, capisci? anche per me 1-2, però i marcatori del Real non te li so dire, però penso che sicuramente vedremo cose belle da parte di Kvaratskhelia, sicuramente. Ok. E voglio dare fiducia a qualche difensore, quindi Rachmani no. Non ce la faccio. Nathan, credo che Nathan possa fare qualcosa. Osterhard, pure uno che si fa Osterhard di vedere. testa, sì. Qualche difensore sicuramente si farà vedere. Da Forbes invece? Da Forbes dicono vittoria di misura facile, dopo che ho un po' insomma mazziato Osimhen per la maturità. Direi che gli do l'1-0, 0-1 e con gol di Osimhen. Me lo aspetto, voglio essere facile. Ma gioca e segna nel primo tempo o nella ripresa? Vabbè, mo precisamente tu che vuoi, non lo so, Perché Mazzarri ha il dubbio, magari lo risolve così. No, secondo me secondo tempo, perché dobbiamo un attimo spantegare, dobbiamo vederci la partita, soffrire, primo tempo, e 0-0 poi così. le solite partite di Mazzarri che arriviamo al finale e ci liberiamo proprio. Mister, esatto, l'orologio. E quindi io mi sento così. Vai, andiamo di qua. Secondo me, qualche come scaramantico anticipato prima, 1-1. Inizio perdiamo 1-0 e poi Osimhen ritorna e segna e ci qualifichiamo entrambi. Beh, non male. 1-1. Film di Aurelio della Deve fare la seconda parte della Laurentiis, quindi 1-3 Napoli. 1-3, il Real non scende in campo domani. E doppietta Osimhen e Zielinski. Scappa 1-3 è davvero troppo. Non fa niente. Lascialo. Ha detto 1-3 è troppo. Questo è bello della diretta. Vabbè, io sulla bandiera che cade, diciamo, mi fermo e dico 2-2. Vai più cauto dopo la bandiera. Sono scaramantico. 2-2 doppietta di Bellingham e nel Napoli invece Kvara e Osimhen. Mi raccomando. Cadono tutte le bandiere. Il site 3-1. No, pure io invece penso che sia 2-2, sì. Con Bellingham che non lo riusciremo a fermare perché è una bestia rara quel giocatore. Fortissimo. E Osimhen che ci darà tante soddisfazioni domani. Questo sono straconvinto. Chiudiamo proprio con lui che non voleva parlare. Sì. No, secondo me 1-1. 1-1. Ciolito Simeone e autorete di Juan Jesus. Ci sta. Se succede veramente non devo pagare più. No, non paga più. Ragazzi, allora innanzitutto grazie per averci fatto compagnia, per insomma aver fatto vivere un po' quel Napoli, quella piccola parte di Napoli che è qui a Madrid. Ovviamente ricordatelo voi l'appuntamento qui, ogni partita, come funziona, come ci si prenota, perché chiaramente, lo ripeto, domani siete sold out, Sì. e non si scherza. Domani Però non si per chi scherza. viene a Madrid anche in vacanza e in quei giorni gioca al Napoli, se la può vedere qui. Per chi viene a Madrid o chi vive a Madrid potete contattarci tramite i nostri social. Yes. Club Napoli Madrid, figli del Vesuvio, mi raccomando, figli del Vesuvio. Instagram. Su Instagram. Napoli _basso club giusto. _basso Madrid. Grazie. Con un orso, Un bell'orso Simbolo di queste due Madrid. cose che è il simbolo di Madrid. È il simbolo di Madrid. Che è anche dietro di te. è dietro guarda. di noi.
E potete prenotare anche al numero diretto del Cardinale che potete trovare su internet, vi risponderà Massimiliano, il ragazzo che sta là, molto carino. E non lo vedo, non lo vedo, ma sì, ultimo cannazzo di e tutte le partite, ci rivediamo qui. Volevo fare giusto un altro appunto domani per chi è a Madrid per la partita, per la trasferta. Plaza Sant'Anna. L'appuntamento è dalle ore 17 a Plaza Sant'Anna, in pieno centro, a 2 minuti dal quartiere che si chiama Huertas. E Per fare cosa? Facciamo capire. Fiumi di birra. Fiumi di birra per seguire te. E poi andiamo. Cori, entusiasmo. Brindisi, così. E poi un'oretta e mezza, 2 ore ci incamminiamo verso lo stadio. Esattamente. Quindi ore 17, Plaza Sant'Anna. Ve lo spiego io che cosa si farà domani. Abbiamo contattato. Io sono il ministro degli esteri. Io sono il ministro degli esteri del club. Quindi abbiamo contattato tutti gli altri club europei e ci vediamo tutti là e facciamo una festa grande. Bellissimo. Alle 17. Alle 17 iniziamo. Forse troppo tardi per me, però vediamo, caso mai vi raggiungo. Va benissimo. Perché noi credo partita alle 21, dalle 18:30 saremo fuori dallo stadio. Per interviste, per una birra. 17. Però 17 forse ce la facciamo. Un ciupito. Da Plaza Sant'Anna al Bernabeu una mezz'oretta. In taxi sì, 20 minuti. In metro ancora meno. Pure meno. Vabbè dai, cerchiamo di esserci. C'è un bel video. Esatto. Non posso immaginarlo. Roberto, chiudiamo con te? Sì. Grazie, insomma, grazie a voi. Sta crollando. Chiudiamo prima che cadiamo. Grazie a te Manuel, perché è stato importantissimo per noi. È la prima volta che facciamo una cosa del genere così grande. No, figurati. È bello, vi ripeto, chiudiamo così. Un punto di vista più oggettivo. Noi siamo bombardati ogni giorno di tifosi, di commenti eccetera, di chi vive la città, di chi Garcia Out già a settembre magari avevano ragione, però un parere più oggettivo, lucido, sempre bello. E poi soprattutto ragazzi è bello, io negli anni sono stato a Zurigo, la Gianluca, il Club Napoli Zurigo, siamo stati a Francoforte, insomma è bello vedere che veramente siamo ovunque e c'è un piccolo nucleo in ogni posto in cui noi andiamo per vedere il Napoli, ma i napoletani già stanno là. Sì, è bellissimo. Ma poi è una passione che unisce, siamo ragazzi più giovani, ci sono persone più anziane che vengono, lavori diversi. Vedrai che domani il Santiago Bernabeu sarà più azzurro di quello che ma posso chiedere, dicevano fra i 5.000, addirittura qualcuno dice 8.000. Ma secondo me sì. Settore ospiti. Ma il Bernabeu ci sarà tra i 6 e 8.000 secondo me ci stanno. Fra i 6 e gli 8.000. Sì. Ci faremo sentire. Come nel 2017. Come nel 2017. Sì, anche in tribuna erano tantissimi. Mamma mia. Quasi 10.000 persone. Io ero nel settore Real. Pure io. Stavo cadendo giù quando segnavo. Esultando o non esultando? Tantissimo. Sì, no, ma loro tranquillissimi comunque. È una delle città più belle per andare a vedere. Per vivere l'atmosfera dello stadio. Sì. Ci fecero il mio, cioè una coppia, un padre e una figlia che mi fecero i complimenti per il gol di Insigne, perché effettivamente era un gran gol. Lo sapevano che vincevano, vero? Lo sapevano. Sì, bravo. Divertitevi che poi alla lunga. Ma chiappate il gol, infatti. Ragazzi, grazie mille, è stato bellissimo stare con voi, una buona serata da Manuel Guardoso. Ricordo rapidamente gli appuntamenti di domani. La mattina saremo in giro, probabilmente anche un tour del Bernabeu, mostreremo un po' di cose all'interno. Dalle 12 alle 14 CN24 live, collegamenti, pranzo UEFA, dove vi dico, De Laurentiis uscendo dalla sala stampa, c'era Riccardo lì tra l'altro, mi ricordo chi gli voleva chiedere 2 dichiarazioni, ovviamente la conferenza era finita, era tardissimo, mi ha detto ci vediamo domani, magari domani al pranzo UEFA potrebbe parlare De Laurentiis, quindi seguiteci e poi vi ripeto, magari riesco a passare anche da voi alle 5, poi ampio prepartita all'esterno del Bernabeu, live reaction e post partita con conferenze, mixed, ci vediamo nel posto. Grazie a tutti e buona serata.